Permettete che mi introduco. Dico Napoli, just now! Eccomi qua. Questo sono io, Alberto Cretara, o meglio conosciuto come Polo. Da ragazzino rimasi fulminato dai suoni, dai colori e dai movimenti della cultura hip hop e da quel momento non ho mai smesso di farne parte. A quel tempo nella mia città, a Napoli, c'erano pochi altri ragazzi che, come me, avevano questo stesso interesse. Dal nostro incontro nacque La Famiglia, il primo gruppo rap ad usare esclusivamente il dialetto napoletano nei propri testi. Questa scelta, malgrado il successo di pubblico e di critica, è stata spesso usata da parte di alcuni media come scusa per discriminarci, escluderci ed ignorarci, ma il seme ormai era stato buttato e non tardò a dare i suoi frutti. Ho visto crescere sotto i miei occhi un'intera generazione di rappers e sono qui adesso per raccontarvi. New York City, 19 settembre 2005. In concomitanza con la festa di San Gennaro a Little Italy, pubblicavo e presentavo ufficialmente la prima compilation di rap napoletano, Napolism, un progetto nato dalla volontà di dare voce al sottobosco di artisti che popolano la scena hip-hop partenopea. Una campionatura di ragazzi spesso differenti tra di loro, ma accomunati dall'esigenza di raccontare se stessi ed il mondo che li circonda attraverso il rap. Per 10 giorni, per 12 ore al giorno, con un piccolo sound system ed un microfono, sono stato a confrontarmi con 1 milione di visitatori per fare ascoltare loro la nuova musica di Napoli. Quel rap napoletano che in Italia incontrava così tanti ostacoli ed indifferenza veniva accolto a braccia aperte nella mecca dell'hip hop. Ma adesso andiamo a Napoli per vedere chi sono questi ragazzi. E adesso allacciate le cinture che incomincia il nostro viaggio. Guidare a Napoli è una delle sensazioni più rilassanti che si possano provare nel momento del... è quasi come farsi una bella cacata, guarda. Questa non la teniamo. Vedi, soprattutto il traffico, capito, è fluido, vedi? Si muove con tranquillità, non c'è traffico, rumori soprattutto, le macchine sono tutte munite di silenziatori particolari per non disturbare. Tagli un mezzo, da mia vita e di da televisione, solo pochi casi, capri Io sono Lucariello perché mi hanno sempre chiamato così da quando sono nato. E ti trovano firma mucca per 20 euro e un telefonino, e un telefono. Nel mio rap mi è sempre piaciuto di inserire degli elementi diversi che venissero da altri generi per cercare nella mia ipocrisia di creare qualcosa di autoctono, di legato a questa città. E poi chiaramente il napoletano con tutti i suoi termini, con il suo suono ti permette di ricamarci sopra come vuoi tu. E raccontando chiaramente la città, ma la città non vista come un elemento a sé stante particolare, ma la città vista come un concentrato del mondo. Napoli così, senza filtri, proprio come una fotografia, come una realtà per quella che è. La cosa a cui ho sempre tenuto è il fatto di cercare di mescolare elementi, cose crude, cose violente, no? Anche d'impatto, cose pulp, a magari cose che nello stesso parlare di monnezza, per esempio
ci puoi trovare un lato poetico dietro questa cosa, un lato comunque che ti faccia tirare fuori il meglio dalla melma. Allora, qua ci troviamo ai quartieri spagnoli, dove durante le riprese del video di Love Song in pratica stavamo girando con questi due ragazzi del posto che facevano la parte di due finti killer, quindi che c'erano il casco integrale e giravano per i quartieri mentre noi riprendevamo. In pratica sono stati fermati dalla gente del posto che l'hanno pigliata a schiaffi e gli hanno tolto il casco, dicendo che comunque col casco integrale per questi posti non si può stare col casco integrale, perché chiaramente potevano essere presi per killer veramente, e quindi ci sono stati un po' di momenti di tensione durante questa ripresa. Poi chiaramente dopo un po' di settimane questa cosa è uscita sui giornali come fosse chissà quale stranezza, cosa che in realtà chi sta a Napoli, voglio dire, sa abbastanza bene che in certe zone se stai col casco integrale puoi sembrare sospetto, no? Puoi sembrare uno che sta in affano piezza. Arraggio come favore, solo Mo ho fatto quest'album da solo, sono 7 anni di lavoro, c'è il primo pezzo del disco Pistola, Puttana e Coca-Cola, che appunto l'ho scritto 7 anni fa, che comunque parla molto di me in un momento difficile, dove mi trovavo in una situazione dove ero diciamo senza nessun riferimento, proprio così preso dal vento, dalla strada, quello che succedeva, quindi mi trovavo in una situazione dove molto spesso penso si trovano i ragazzi comunque a Napoli che non sai quello che devi fare, allora qualsiasi cosa per fare soldi va bene, senza nessun criterio morale o altra cosa, semplicemente hanno fatto per fare soldi, ok, il mondo gira una chiave, allora voglio girare più una chiave del mondo. non me ne vogli lontano. Mi ricordo qualche anno fa quando appunto ascoltavamo e facevamo il rap, da parte della maggior parte delle persone eravamo un po' scherniti, no? Nel senso, sai, che ci portavamo i pantaloni larghi, no? Ci fottevano, perché era un fatto un po' strano. Mo sta a noi in qualche modo a far sentire che comunque questa musica appartiene a questo tessuto sociale, ma in realtà la vera musica di Napoli continua a rimanere la musica dei neomelodici. Non mi sento di spendere parole buone nei confronti della musica neomelodica a Napoli, anche perché di neo c'è veramente poco, di melodico ancor meno, quindi diciamo la musica decadente napoletana la chiamerei più che i neomelodici. Ci spostiamo lungo la costa per arrivare a Bacoli, dove è in corso una jam hip hop, uno dei momenti fondamentali per la crescita di un b-boy. Ragazzi che si incontrano per ballare, dipingere, rappare, confrontandosi pacificamente. Ed è anche un incontro tra generazioni differenti. Una cosa molto pulita. Sta alle mie spalle Monte di Procida, è dove abito adesso. È un posto più tranquillo, anche se è vicino a Napoli, dove si vive meglio, è una situazione più tranquilla. E anche da queste parti c'è l'hip hop. È sempre stesso, ma non ci vanno mazzi, ma la festa! Ritorniamo a Napoli. This is a journey into sound. Guardi, ma comunque è sabato. Sì. Chiama Tarantella! Che stai? Sabato. Perché hanno litigato? Mazzate, Tarantella. Portellano. La pallina, più
Gas. Piglia una mignotta. Sandro Esposito in arte. Era in arte, guarda che cosa. Sandro Esposito, a.k.a. Expo 13 Bastardi GPS NSS MCF. La passione per l'hip hop è nata da bambino. Io abitavo in Germania e c'era questa radio inglese perché c'era una caserma inglese nei pressi e quindi passavano ovviamente anche musica rap old school, sai, tipo ho ascoltato The Message, i Sugar Gang senza nemmeno sapere chi erano, come si chiamavano, nemmeno le facce non riuscivo a immaginare, però mi immagino sempre questa gente con le tute dell'Adidas sui palchi, non lo so perché, però me l'immaginavo così. Infatti alla fine si è rivelato che era così. E quando abbiamo cominciato eravamo molto pochi a Napoli, penso siano 5-6 persone. Infatti le prime tag, le prime cose si sono viste quando si vedevano, era qualcosa di eccitante. Wow, una tag a Napoli, ma chi è, chi non è? Comunque eravamo tanti alieni sparsi per Napoli. E noi questa cosa della musica ce l'abbiamo insita nella lingua, in tante cose che abbiamo, e quindi è automatico che anche nel rap abbiamo una certa attitudine, abbiamo una certa tradizione. Che Napoli veramente un terreno fertile. Io quando vado alle jam, quando vado alle situazioni, vedo ragazzi di 15 anni che stanno veramente a certi livelli che all'epoca noi ce li saremmo sognati, cioè noi eravamo degli ignoranti, capito? Vabbè, quella in sociologia si chiama socializzazione, no? Cioè che le persone, mano a mano che una società si evolve, nascono con un livello di knowledge diverso, cioè partono da un altro punto, e ovunque è così, pure nello scratch, cioè negli anni 70 se facevo cioè stavi avanti, cioè mo vedi a cosa sono arrivati. Poi vabbè, la prima passione penso che sia la passione, diciamo, del 90% degli uomini, spero, che sa perché no? Cioè, lo dicono un po' tutti, c'è Pierino che dice ce l'ha sempre qua. Comunque vabbè, è normale, è la cosa più umana che abbiamo noi uomini, no? Il fatto che ci piace la fede, cioè, è normale. Se presenta la gente con Clemente, un blitz fuori a posto e sequestra patente. A mezzo boschetto. Mi trovai nel mezzo di nostra vita, mi trovai in mezzo a un bosco. Cioè sì, tanta capilla crew. Allora siamo a San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli. Io sono MCOC della TCK Crew, che è un collettivo che, diciamo, opera e cresce inizialmente dal 97. Tempo fa, quando ero guaglione, mi mettevo con il microfono in mano mentre vedevo i guaglioni che giocavano pallone cercando tra sì da uno squadrone a usa Maradona, tempo buono e sta città, mentre a cecite sta gente non si accusa che cercammo di esprimere quello che cercammo di vivere ogni giorno da testa che scrivimmo, facimmo con cuore ancora. MCOC rappresenta San Giovanni al cuore. Abbiamo ottenuto questa struttura dopo che comunque abbiamo iniziato a partecipare insieme agli enti locali proprio della periferia, municipalità, circoscrizione eccetera, ad organizzare degli eventi. Vedendo che comunque a questi eventi c'era un certo tipo di seguito, comunque abbiamo guadagnato un tipo di fiducia con queste istituzioni locali e ci è stata messa a disposizione un posto nel quale periodicamente poter organizzare degli eventi e delle manifestazioni e iniziative di qualsiasi
tipo. Inizialmente era come ragazzi che appartenevano a una crew che facevano le loro cose e si esprimevano con questo mezzo. Poi successivamente è stato aver scoperto le potenzialità di questo mezzo e metterlo a disposizione degli altri, aiutare diciamo ad avere una consapevolezza diversa delle cose proprio pure attraverso questi strumenti che possono essere superficialmente visti da loro in modo ludico, poi successivamente possono aiutarli proprio a crescere. Stregni nei sacchi, s'acconci una voce, buco che chiacchiera, sambra tasse e pacchera, rimma tu. In pratica io esprimo proprio questo mio rapportarmi non solo alla realtà circostante della mia città, ma proprio a quella che può essere una situazione internazionale o sociale di un certo tipo che comunque ha ripercussioni proprio sulla mia vita e sulla mia realtà come su quella di tutti, e sulla quale diciamo secondo me bisognerebbe che un po' tutti quanti si ponessero degli interrogativi e magari non lo fanno. Rima improvvisato insieme frate, fuori sede, ti faccio vedere che se cercano di organizzare qualcosa per dare un futuro a sti guaglioni che forse vedono soltanto nere, si perdono in de sclere, pigliano per insieme spinelle che si appicciano una retanato, troppo incappato, troppa gente che rimane che capo azzeccato, perché io sapevo essere sclere, vera noi che sono da io azzeccare in un club, in sì, come dice quando fanno le cose che esprimo attraverso il rap. Un esempio pratico potrebbe essere Sabato a Napoli, nel quale sia io che Sandro Expo che Clementino parliamo ognuno di un sabato passato a Napoli tipico, nel quale ognuno vive le proprie realtà e i propri itinerari per poter arrivare a raggiungere diciamo quella che è la capata serale, come la chiamiamo qui da noi, no? Oppure proprio quei luoghi comuni che possono essere legati al sabato sera a Napoli, tipo il parabrezza dell'auto, come dice Expo, che si appanna per via del calore che proviene dalle pizze, no? Proprio immagine napoletanissima. La nostra quotidianità e la nostra appartenenza proprio nel rap è una cosa fondamentale, perché il rap deve esprimere prima di tutto proprio quella che è la tua persona e quella che è la tua dimensione personale. Sabato a Napoli, partimmo la mattina che scesa residuo la sera prima, paro cadavere. Mi chiamo Clementino, sono di Napoli, precisamente di Nola, provincia di Napoli, e ho iniziato a fare il rap nel 96. E se ma fa come a Messino quando penso cellulare di tuo buco c'è l'Eurostar? Mi sono attaccato a questa cultura grazie a quello che si poteva ascoltare per radio, anche se era molto poco. Poi magari avvicinandosi verso il centro uno riesce a capire veramente che cos'è l'underground, eccetera. Faccio parte di qualche crew. TCK di San Giovanni a Teduccio è una crew composta da 17 elementi, tra breaker, MC, writer, DJ. Per quanto riguarda il pezzo Sabato a Napoli, è stato semplicemente messo il cuore sulla carta e schiacciato sopra. Svegli all'una perché magari il venerdì sera hai fatto tardi, scendi, se magari hai fumato troppo vai a 20 orario, per quanto mi riguarda, ti vedi fuori alle Poste, che è una zona dove ci sono molti b-boy, molte persone della vecchia e della nuova scuola, come a Piazza del Gesù e tanti altri posti. Sto parlando di Napoli centro. Legal Lights come Bob, Yenaman on the microphone, on the vitare, capotephone, merda pro ogni dì su YouTube, sogni il tour di YouTube, ma non serve a niente perché tu sei del sud. Hanno fatto l'incidente qua fuori, ma arrivano i guardi e chi sto come cazzo se ne vanno. Tiene presente che stiamo tutto bloccato, o motore l'è scoppiato. Fare il rap a Napoli ma in Italia è semplicemente essere se stessi, per me, essere naturali. Iniziare a fare rap vuol dire iniziare a mettere due rime sul foglio e piano piano uno inizia ad evolversi, magari confrontandosi anche con gli altri. Per me la musica, questa è una cosa importante, per me la musica la fanno due tipi di persone, o chi sa sognare o chi sta in mezzo ai guai. Allora, tra i tanti progetti abbiamo fatto un mixtape che si chiama Iene Disumane,
io Clementino e Uomo Disu, Merda Prod, Stress, Poke, Tiracol, Sess, Droghe, Rap e Roll, Fess, Voghen e Vanna a Vol, come Patano, Cesse, Fuoco senza controllo. Un mixtape fatto in una settimana, ma proprio nella tranquillità della serie. Pascal, a che ore finisci fatica? e 6:30. Allora, per una settimana, ci vogliamo tutti i giorni 6:30, voglio da credere, in una settimana abbiamo fatto 6 pezzi, tra freestyle e scritto. Tengo l'accettina brillante, te faccio tanta, ma faccio insieme cantatori ignorante. Tengo scango, fanghe, rizze, bizze, zizze, stonga, stanga, tanta le belle cama hits. Paniella cama straccia, si fa vezzando a braccia, ti metto scuola in faccia, tu vas a maniella, accarezzi ma bella, si bella, si tiene a mini con nocciata a caramella, mi trovo con un jeans e un cappello, una maglietta. Vatte femmina, rimbannate in coppa all'SH, filmate castello e pacciac, non pacche sette belle, letto mettere in del pack. Viene arzana che poi tutto in mano, a gente che mi sapo quando sono figlie puttana. Ti scioglie cane, tengo fiera talebana. Si tu mi dici reppi ti rispondo iena disumana. Stress, poca, tiracolla, rindanatana, sesso, droghe, rap e roll. Chi ne renara, cess, vogano e vanno a vol. Come patana, fessi, fuoco senza controllo. Iena disumane, Uomo Disu, Clementino Iena Widerman, Napoli e Chi lo Vesuvio. Sì, e che lo Vesuvio. Sono quasi 20 anni che si fa rap ormai a Napoli. E dopo tutto questo tempo il rap ormai è entrato in ogni casa, anche in quelle dove prima si ascoltava solo la musica dei neomelodici. Questo forse anche grazie ad una canzone, Mucco Sex, che non ha spopolato solamente in rete, ma soprattutto nella periferia di Napoli. Andiamo adesso ad Arzano ad incontrare i protagonisti di questo nuovo filone, da alcuni ribattezzato come trash rap. Incontriamo adesso i Merda Prod. Buonasera, noi siamo Merda Prod, mentalità evoluta rap differente Arzano. Lei è la mia ragazza, io sono Uomo Disu, io CGDC Sound e essa è il tributo. Io ho iniziato a fare rap all'età di 16 anni, insieme a Scarlafon, che adesso non è qui presente. Capisco perché fanno sempre un nome. Nei miei pezzi c'è amore, rispetto, odio, c'è sentimento. Io mi ispiro molto anche ai cantanti come Cense Senese, Abitabile. C'è gente che ha mostrato il suo cuore, il suo fascino verso la città che è Napoli, perché si sa che lo scrivo è meglio. Prima stavo Arzano, ma sono a fratta maggiore, sono un faticatore ma faccio come passore. Arzano siamo inguaiati, i ragazzi cercano posti dove possono andare a svagare, a divertirsi, però allo stanno ci sta sempre una scema che dà fastidio. Cioè, è una giungla di cristallo, frate. Litigano con le persone per senza niente. No, non è cristallo perché si rompe, frate. No, è diverso. È una giungla urbana. Bravo. È l'unica valvola di sfogo, sia al rap, sia la musica, ma soprattutto la poesia. C'è tutto un fatto che te lo porti dentro. Fino a 100 anni è un fatto molecolare di sangue. Volevate sapere Uomo Disu dove lavora? Eccoci qua. Questa qua è un'officina di metalmeccanica. Qua lavoro dalle 8 di mattina fino alle 7 di sera. Fare il metalmeccanico non è proprio quello che avevo voluto fare. È il mestiere di mio padre e mi sono trovato a farlo. Mi piace fare lavori più tranquilli. Io piccolo
bello, tenero, tranquillo. Ci sono dei giorni in cui passo delle situazioni e questo mi porta a sfogare con una penna e lo scrivo tutto su un foglio. Come il mio stato d'animo in quel momento, così mi esce la musica. Rolex, Tudor, Cartier, pizze cucaine ammacciate in der, Prada, Gucci, Armani, Versace, mezz'etta mano era una scusa in dei garage. Questo qua è un pizzo. Il fatto che Pasquale si sia appassionato a questo tipo di musica è una cosa che io non me ne sono neanche accorta, perché è successo in modo precedente e poi in modo successivo, in modo ancora più forte, ancora con più passione, dopo la morte del padre. Per cui ero presa da tante cose, da tanti problemi, e che questo fatto che lui si interessasse alla musica a me faceva piacere per un'unica cosa, che avesse un interesse, un qualcosa che lo portava a non fare cose cattive e sbagliate, perché la musica, diciamo, rende nobile le persone. Del ricordo potendo fatto al sistema, roie di chi la diamante fatto bene, 3 tipo Windows che non bridella, 4 taglie diverse per ogni cappello, 5 figliuolo che stava mettendo in cinta, 6 curti la scatta e pistola fida. Poi la musica lui la deve fare come un di più, un qualcosa che lui lo deve fare quasi rubato. È inutile che parli il lato, quando è stata in lo sbaglio e non ve l'ha mandata, e non dice che cucana mica è sciuta. Mi auguro solo questo per mio figlio, che stia bene, ma non economicamente, bene, e che non si dimentichi mai i valori della vita, che sono le cose più importanti. Sono delicata, come un cucciolo che stata quando... La mia musica, prima di tutto, credo che dovrebbe nascere prima a Napoli, dato che il mio linguaggio è napoletano e le persone che mi capiscono sono le persone che mi stanno più vicino, e sarebbero la gente di Napoli e provincia. Io una roba, ti pigli ci faccio le conferenze e mi chiamo delinquente, perché non so figlio da mongoloide. Catarzano, tutte guaglione, sapevano i piezze uomo di su, merda prodda. Scarrafone, Cici Ricci Santo, fratello Enrico, rappresentiamo Arzano e tutte guaglione Arzano, sanno tutte canzoni e gli gusta. No, è proprio una cosa la nostra, perché Pasquale è proprio forte, è proprio un ambito, fa da sentire, è bello. Il rap a Napoli è vissuto in maniera differente, così come sono differenti le realtà nel quale esso viene celebrato. Andiamo ad incontrare il protagonista della scena dei club hip hop, dove prima si ballava l'house, adesso si balla l'hip hop. 3, 2, 1, vai. Hola me papi, io sono Dario Fresco, ovvero Fresco MC contro Dario Fre. Quella che potete vedere alle mie spalle è Mondragone, cittadina dell'Interland Casertano, nella quale mi sono trasferito 4 anni or sono. La prima cosa che ho trovato a Mondragone, appena sono venuto, è stato un amore per l'hip hop assurdo. La cosa bella è che ho trovato persone che lo facevano con passione e con cuore, anche con la stessa irrazionalità con la quale lo facevo io un pochettino di tempo fa, e questo mi ha riportato a rimettermi in gioco, a fare vari fatti, a fare un disco, a lavorare per i club e soprattutto ad espliare quanto più possibile quelle che sono le mie visioni, soprattutto per l'hip hop a livello italiano. MC Fresco, Dario Frebro. Sono sempre stato un amante dell'hip hop italiano, al 100%, e lo sono tuttora. Mi spaccavo di tormento e questa cosa me la porto ancora avanti. Non sapendo bene il perché, guardando solo se c'è, poi essere l'MC da club nelle feste hip hop è una cosa alquanto strana e nuova, almeno quello che posso vedere. È stata una cosa che ho pensato di fare, è nata all'inizio come un gioco. Da lì piano piano ho pensato che forse questa cosa potesse andare, anche perché Napoli soprattutto ha un pubblico dove tu più fai far casino e più la gente è contenta, dove più urli e più la gente è contenta, perché è calorosa al tempo stesso. Noi siamo fortunati perché abbiamo le basi NATO, dove gli americani vengono alle nostre serate, si spaccano e quindi si possono fare party prendendo molto quelli che sono i party americani, cioè roba che vedi nei video, all'improvviso la vedi nella tua città. La strada in salita, leve d'uscita un drogato, collasso, l'unica soddisfazione, il mio cane a spasso. Mi sono trovato bene e continuo a fare questo lavoro, mi piace tanto. E poi la cosa più figa è che alla fine ti trovi un tipo che fino all'altro ieri ti ascoltava l'house o la minimal, che d'improvviso ti viene a chiedere un pezzo di pit rock. Pensateci bene su sta cosa, è un buon modo per poter arrivare alle masse questo, è anche abbastanza veloce. Guarda l'infame codarda, t'abito a sta merda perché ho cercato di fare questo, di unire le due cose, fondere il soul
con il rap che ho sempre fatto, un rap non fatto di dialetto, un rap non fatto di metrica, ma un rap fatto di concetti, soprattutto quello che vivo e quello che voglio dire. Sono diverso, me ne passa neanche per il cazzo, mami. Sono un cantante non venuto, non me ne passa neanche per il cazzo, mami. Dare freddo, sconsiglio, adesso, ai. E chi invece ha dei valori possiede solo proprietà con termiti condomini, bruciati fegati e stomachi per Questo rabbia è quello che impossibile. si fa, man. Mondragone, man. Qua c'è, sono un americanato del cazzo. Fotti un cazzo, man. E ricordatevi soprattutto una cosa, guys. Ci dobbiamo prendere i soldi. Perché i discografici su di noi fanno i soldi. Dateci i soldini. A luglio del 2005, in occasione di un concerto della famiglia, presentammo ufficialmente in anteprima il progetto Napolism. Molti dei gruppi presenti sul disco quella sera ebbero la possibilità di esibirsi dal vivo. La compilation, mai pubblicata ufficialmente in Italia, arrivava ben presto su tutte le bancarelle della penisola, stabilendo un record di vendite. Fossera viene da scomposizione di parole, sarebbe l'era Rufus. L'era Rufus perché la piazza di Piscinola, diciamo che in passato aveva una forma un po' a fossa, cioè che scendeva le strade, tutte le strade limitrofe scendevano verso questa piazza. Il nostro quartiere è un quartiere come tanti se ne trovano in tutta Italia e in tutto il mondo alla fine. Con i suoi problemi e come i problemi di tutte le periferie del mondo alla fine. A botti tarantello con un piezzo una pelle, segni di botto, coppa vera e solo come cazzo. Diciamo che qualcosa di buono c'è sempre, c'è un gran cuore e c'è la voglia di riscatto. Sta la biblioteca di Piscinola, diciamo che anche qua provano ad acculturarsi. Infatti ci stanno un sacco di studenti che stanno uscendo, va. Sta la fila pasci. Dietro di noi praticamente quella parete ci separa dalla sala trucco e del set della squadra. Infatti qua c'è parecchia confusione, parecchie volte cammini per il quartiere, i posti blocco invece non sono veri, sono i posti blocco finti. Parecchi poi dei compagni nostri si sono formati perché credevano che era la squadra, invece no, erano quelli là veri. E quando è stato il momento hanno detto guarda, io credevo che era la squadra, invece no. Un secondo. La sindacioneria, Se si vive in un posto dove ci sono degli esempi negativi, allora quegli esempi sono molto forti. Tu li recepisci in un modo e inizi a vivere in quel modo là e prendi quella scelta là. È tutta una questione di scelta. Sia l'atmosfera che chi la vive veramente dall'interno questa situazione, cioè chi fa determinate cose, che sappiamo il perché fa determinate cose, c'è chi ha anche dei buoni motivi, può sembrare strano ma c'ha buoni motivi per fare un determinato tipo di vita. Studio andando il cancello là, chi sta una micro mi studio. A posto, alle fu. No, là non la pigliavamo, ok? Non la pigliava là. Non so che l'hai rubata, non la pigliava. Ma quello che è una micro vivo, è facile stata legata. A look nei cani presa, dalla pesanga ma non stanca, sempre più tesa, no, non è una storia di violenza, è memoria di cerchi, se ne sappiamo. Cioè, non mi assomiglia, però è frate, ma hai visto il famoso rap dei vicini? Ma per fortuna sì, da come un disco è bene ma per persone pure. Ma lo tiene purissimo il disco che è fuori. È un disco dell'86, quale? Vabbè, ricordati il titolo perché non mi ricordo. È Raising Hell, esatto. Bravo. Non sapevo di loro, ma noi facevano un disco rap. E tanto io ho fatto rap, senza rap. E di Manufossero, gruppo di mani di Manufossero! Yeah!
Sentiamo cosa ne sta. Che cazzo è viene facile? E se signor sta stipendo da come ferma col nostro team, fra. Che ne pensi? Che lo che hit, fra. Che stai mentalità, come magna. Coppa una roda, vita è tosta. Chi va posto gli anni sul raggio per chi dice che cazzo. Spesso nascono collaborazioni tra gruppi differenti. Sono ragazzi cresciuti negli stessi quartieri, che hanno dovuto affrontare le stesse difficoltà e che vivono la realtà della propria zona in maniera differente dai coetanei. Loro comunicano attraverso l'hip hop, soprattutto in quella periferia che si assomiglia in tutto il mondo. Ma questa è la 167 e qui siamo a Secondigliano. Buongiorno. Sta a posto, fra? Stendo con sangue rappresenta in Dubaku. Come muovi tu? Sora, ma... Sangue può significare varie cose, no? Per me la cosa principale è la passione nel rap. Sì, nella musica che facciamo. Sangue, sudore e lacrima. Seri fin quando vai in giro, mi sono jeans, cannelle c'è, giù sincero, giù leggero, vollo a collana, ora quello che mano, ma non cancello, fratelli in cielo. Dici quello che senti e basta, cioè nessuno ti può contraddire in quel momento, quindi l'attitudine, quel fatto di imporsi in un qualcosa, ma anche proprio l'attitudine fisica nei video, diciamo, è un'immagine vincente, no? Questo da ragazzino che comunque mi ha colpito, mi dava un'energia, diciamo così, di nuovo senza vincente. bucchinare, Vabbè, senso... bucchinaro vero, è bello, cioè... Siamo seri fin quando vai in cielo, mi sono jeans, cannelle c'era, giù sincero, giù leggero, un pollo a collana, ora quello che mano, ma non cancello, fratelli in cielo, Diciamo che facciamo musica da un bel po' di anni, anche se il disco è uscito 2 anni fa. Tempo fa partecipavamo a tutte quelle, diciamo, manifestazioni che si organizzavano nei locali, come abbiamo detto il Lyricist Lounge, dove siano state anche le prime apparizioni dove facevamo il rap, no? Però eravamo proprio piccoli, diciamo che avevamo 15 anni, 14 anni, quindi non potevamo mai uscire con un disco al tempo. Però nell'old school già qualcuno ci... Vabbè, certo, infatti ci aveva sempre notato qualcuno, quindi perciò incominciavamo a credere in noi stessi, pure perché comunque quando parlavi con le persone che ti stavano vicine ti incoraggiavano, non è che avevamo riscontri positivi. C'è una frase mia in cui dico: noi siamo il lamento delle rinunce, la voce di chi soffoca e soffre, affonda e poi si associa. Perché io l'ho visti ragazzi che lavoravano negli autolavaggi, che li gestivano loro, erano di proprietà, lasciare quella cosa e unirsi a dei clan, delle famiglie, e quindi perché proprio magari si sentono un po' più arrivati, si sentono come se avessero un ruolo più importante nella loro società, che la loro società c'è praticamente il loro quartiere e che loro non escono. Quindi noi rappresentiamo un lato più sofferente, perché comunque noi questa realtà l'abbiamo vissuta 100% da quando siamo ragazzini, quindi nel bene e nel male alla fine. Vivere anche in alcuni posti comunque ti condiziona anche la mentalità, ti condiziona anche il modo in cui vedi le cose, i soldi, il concetto che hai dei soldi, quindi comunque tu sei portato anche a fare soldi facili e non è che io sono mai andato a uccidere nessuno o che sono andato a rubare, a rapinare, però comunque ti porta nella vita a fare delle cose che non sono proprio il massimo dell'onestà. Quanto riguarda la mia voglia, la mia volontà, cioè io aspiro a qualcosa in più, qualcosina in più di quello che è per esempio la media di oggi, che alla fine non veramente, come si suol dire, non arriva a fine mese. Viviamo una situazione molto, noi lo diciamo sempre, cioè noi comunque siamo il terzo mondo, si mette l'Italia.
Ma buona, ma capisco che sta camorra è la stessa cosa ero stata. Ma capito o non l'ho mai capito? Cioè, andiamo addosso l'inciviltà di Napoli, il fatto che non si può campare. Se Napoli fosse civile, no, per esempio, cioè secondo me, che tu puoi campare, puoi scendere, non sarebbe venuto da lei, si fermano i semafori, non ti castemano ancora. E poi sei sicuro che morisse, comunque sarebbe diverso, vabbè. Sarebbe comunque nata città e non tenesse mai nominato i Catenimbi, perché Napoli è una chiave, punto e basta, non è la camorra, tutti questi discorsi che fanno, non è sempre solo che sta camorra un po' cattuana, comunque guarda, giuro, a me mi fanno esaurire. Camorra, un vocabolo che torna ricorrente nei testi dei rapper napoletani, ma è molto di più di una parola, è un qualcosa che è dappertutto intorno a noi, uno stato nello stato, un popolo nel popolo. Ci spostiamo lungo Corso Secondigliano, passando davanti il carcere, per arrivare a Capodichino, in zona aeroporto. Cosa fondamentale a Napoli è la tazzolella di caffè quando arriva l'ospite a casa. E quando arriva l'ospite a casa, la prima cosa che fai? Pigliamoci la tazzolella di caffè. Poi dopo si parla, si fanno tutte cose. La prima cosa, la tazza di caffè. Aspetta, da vicino. Tagliamolo secondo me. Ah, io tengo pure un bicchierino napoletano, napoletano dopo. Abbiamo pure il sigaretto, che non perché c'è una sigaretta. Ciao, aiuto, sono Long e questo è il mio studio. A Montone Production Studio. Oh, vuoi va? Non decide niente, ci fate una tarantella poco, ci fate va bene. Ciao aiuto, io sono Dope Gigi, made in Naples Crew, Napoli. Cerchiamo solo di raccontare la nostra città sotto forma di rime, cioè solo quello, senza troppe cose come si vedono in televisione, troppe musica commerciali. Raccontiamo delle cose che ci circondano. E vai mo, con fratello lungo Gigi, 3 guaglioni insieme a Alberto, siamo 4 peggi, ti raccontiamo solamente storie napolegna, a te che Torino e Milano per me sono di regna, queste sono che storie mie, o sai o frate tuo che non si dorme, io mi so se sei, va a faticare a fare l'aiuto uoco, o frate tuo o sai che sono asciutto lo yoga e mo sputo fuoco. Alla fine forse sarà pure vero, la gente di fuori pensa che noi a Napoli parliamo tutti quanti delle stesse cose, perché parliamo dei problemi, dei fatti vis-à-vis, cose, però fondamentalmente veramente la gente non ha idea di quello che succede, è tutto quello che sente nei pezzi della gente di Napoli, perché gli staccia tutto quanto, cioè qua in questo studio sono passati tutti e io ti dico che tutti i pezzi che ho sentito qua sopra, più bello o più brutto, non c'entra niente, però ricevono tutto quanto la verità e quello che vedono non mi sa. Però se il fatto è come o quello che gli succede nella vita. Cioè non è che uno veniva e parlava di pistola, così, la cocaina, i spagnoли, le pistole, e poi al finale si sembra che coppa su a dare i cartoni animati mo pedaleano. Che poi pure se cioè, comunque... su qualcuno che scendono e vedono la gente che si spara in gol in mezzo a vita. Trans e puttana, sangue affondando per business, pensa senza camorra come se vivesse. Pensare veramente come si vivesse senza camorra. Cioè sicuramente... Cioè sarebbe veramente tutto diverso, cioè tutto, proprio dall'aria, tutto sarebbe diverso, perché la camorra ci comanda tutto, cioè quello è il discorso che volevo fare io. Cioè alla fine io che sono cresciuto a Napoli,
cioè mi porto un peso dietro la schiena come tutti i miei amici, tutti i miei fratelli, come tutte le persone che stanno a Napoli. Solo che mo ci vuole, noi nelle cose brutte comunque riusciamo proprio a riemergere, è questo che comunque ci caratterizza. Originale di parlare in Napoli perché Napoli è in cancrena. Sbagliamo tutti dalla cosa più piccola, la stronzata più Sì, piccola, siamo no? strafottuti Cioè dall'uscire al con la macchina senza assicurazione. A Sì, passare un semaforo a pedone e passi al Sì, semaforo sì, mentre c'è il rosso. Sì, ma però purtroppo tu l'assicurazione perché sono queste piccole cose che messe insieme creano la civiltà di un popolo. Sì, passiamo annanzi a volante, legalizziamo che stevere, andiamo in cempi in Olanda, fumiamo nu blunt, sentiteci a nu e funivete la mutanda. Che ste rimane Giorgio lungo, poi le Ivan, che ste Caparichini Street. Allora voglio sentire un po' di casino prima. Say oh! Say oh! Oh! Bellissimo, vai DJ! Napolismo Volume 1 è stato un importante veicolo promozionale per molti dei gruppi emergenti presenti nel progetto. Ad alcuni addirittura ha aperto la strada della notorietà. A molti sono legate storie particolari. Sentiamo adesso cosa è successo a questi ragazzi di Torre Annunziata. È successa una cosa un po' bella. Praticamente mi chiama un giorno, io non lo sapevo, Domenico, e mi fa: wow, ma te è troppo bella sta cosa, i ragazzi della Curva hanno usato il nostro pezzo per fare un montaggio video sulla nostra canzone. Qual era? Ancora dal basso. E c'erano insomma una serie di fotografie. La cosa a me mi ha fatto molto piacere. Poi c'è stata una cosa che mi ha divertito più che altro, perché anzi è stato pure un ottimo spunto di conversazione e soprattutto riscontro di punti di vista. Mi ha chiamato, se non mi sbaglio, si chiama Gianni Valentino, giornalista, e mi fa: ma tu lo sai che hanno usato il tuo pezzo i ragazzi della Curva? Infatti Gianni è un mostro, cioè è bella. Sì, ma tu come la vedi? Sì, è una bella cosa, ma com'è? A te fa piacere che la tua canzone sia associata a degli inni o quantomeno degli striscioni con caratteri o font nazisti? No, vabbè. Ci ho fatto: Gianni, la mamma degli stronzi è sempre incinta, là non puoi fare niente. Però c'erano anche frasi come: mai porto, come si dice? Porto. Comunque mai dato l'altra guancia. Mai porge dell'altra guancia. Mai porge, una cosa che sto. Ed era una capata, perché è una frase bellissima. Cioè, oggigiorno ad affermare che non porgi l'altra guancia è la cosa più bella del mondo. Ed è stata una capata, è stata questa, il fatto che l'abbiano usata. Infatti spero che piaccia parecchio anche il secondo pezzo. Il secondo pezzo è un po' diverso, però secondo me è una bella capata. Se scende a mezzo a vivo una volta per sempre, a fama a look basta per una volta per sempre, se cagnano per carta per una volta per sempre, a raggio non si ferma, se cagna per sempre. Se il messaggio di protesta che noi vogliamo dare non è un messaggio di protesta, cioè in realtà è solo un modo per indurre le persone a pensare. Però si ti dico, cioè se io ti parlo in un certo modo e tu solo pensi che questa situazione ti sta stretta, quella è una grande rivoluzione, una grande protesta. Che comincia a dire, però sto fatto strano. Magari per esempio il guaio nostro è ormai della società, c'è molta omertà. La rivoluzione non parte in piazza, ma parte rinde che la voce canna a fuoco e ti fai a capo per prima, eliminiamo l'orgoglio in te sbaglio che forse vinciamo. Quindi non è che scende in mese, quartellone in pietto, liberiamo Napoli, liberiamo l'Italia. Però quantomeno nei miei testi cerco di indurre le persone a pensare, questo è, né più né meno. Pure perché obiettivamente ultimamente mi sono trovato a parlare con persone che non sono di qua e stranamente, a parte che quando sanno di Napoli prima ti dicevano bello il mare, insomma ti dicono chissà cosa sta succedendo, ma che sta succedendo? Forse quello che succedeva prima, solo che ogni tanto con il telegiornale se ne esce con cocco strunzato più grande del dovuto. Chiuro l'occhio certi volte e non vira, immagine mai nitida, tra poggio reale e nisida, solo il mare sbiadita, da sta cartolina, sfondo nero, oggi a Napoli inserire e crira. A Torre Annunziata la vita è ottima, basta che sai delle cose, è ottima. Esatto. Non è che... È difficile. No, ma perché è difficile? Non è difficile. Però comunque dipende anche dalle... Che cosa devi sapere? Cioè? Basta che sai che non
non devi rompere le palle a chi non devi rompere le palle, sai che quando c'è sta bisogna calare la capa per guardare in terra, calare la capa e guardare in terra, basta, si vive un amore, che non ci scordiamo che esiste una cosa che è la distruzione della gente, l'omertà. Quando ti stai zitto. Quindi già fatto che uno pensa è una grande cosa, è una grande cosa. Queste parti qua sono vere, cioè non è che sono state registrate in studio, nemmeno da un film. No, così non mi mettere proprio un coppo fatti ricere. Sta avvenimento è capitato. Ma ricere con i piezzi. No, sono grippo, no, poi c'è una piglia fuori di casa, sta già. No, infatti non dice. Stai pigliando, merda. È uno spartito di tratte vita reale. E basta. L'intro del pezzo è un tratto di vita reale. Di una persona che si era stufata di determinate cose di cui veniva accusate che non erano vere e ha fatto un gesto abbastanza, tra parentesi, estremo. Ottimo gesto. Ha fatto un ottimo gesto che per protesta ha preso queste catene e si è legato fuori al comune di Torre Annunziata. Persona che noi stimiamo tantissimo. C'è l'anima su. Esatto. Ritorniamo a Napoli, al centro, nel cuore della città, lungo i decumani, per tornare un poco indietro nel tempo. Andiamo ad incontrare la prima persona che ho conosciuto a Napoli che facesse, come me, rap. Chi sei? Sono Enzo. Molte persone mi conosceranno con lo pseudonimo di Speaker Cenz, molte persone mi conosceranno con lo pseudonimo di Casapanza, mi conosceranno ancora con lo pseudonimo di Sangue Mostro e ancora più avanti con lo pseudonimo di Sit Comedy, però fondamentalmente sono Enzo. Mi hanno raccontato che nella culla tenevo già dei dischi e mi muovevo a ritmo quando si suonavano per farmi addormentare, quindi invece mi fa dormire praticamente mi sciatavano ancora più assai. E se non mi sbaglio proprio verso i 13 anni probabilmente c'è stato un buon incontro nella mia vita che ha messo in moto una serie di cose. Stavo dentro a un negozio di vestiti di skateboard e non ricordo se stavo cantando un rap o stavo facendo beatbox. Comunque entra questo personaggio, lo schissimo, e dice: ma che fai, ma che non fai, ma veramente, ma di qua, ma di là, ma lo sai pure io ho fatto queste cose. Ho detto: wow, bello, ma perché non facciamo delle cose? E ho beccato Apollo praticamente. La percezione del rap all'esterno in quegli anni, quando abbiamo cominciato, era strano, nel senso che comunque ci vedevano un po' come degli alieni, come questi ragazzi con i pantaloni larghi che comunque fanno bordello e perdono tempo. Non è che eravamo considerati, non avevamo certo una legittimità e dignità da artisti, o perlomeno non ce la legittimavano e retribuivano al tempo, perché ci vedevano come una cosa un po' strana, un po' amorfa, un po' a rubare una cultura americana. E soprattutto il primo, l'indimenticato primo amore, il bambino cattivo, che c'è stato Sugo. Per chi non capisce che c'è stato Sugo vuol dire che una cosa è positiva, è buona, ne ha dato gratificazione e beneficio, quindi Sugo. Una storia tale quale ha tanta di storia veri in Tomun. Chi nasce quadro saccia un po' crescere tu. Si sa di un colpo paura, ma rinto cora una voce tarisce cato non può. Penso la Saitella è nato in un momento molto brutto, cioè in un momento assai brutto della mia esistenza, dove comunque mi erano successe delle cose, c'era un grande cantante napoletano che aveva detto che mi voleva produrre e che dovevano uscire, cioè
diciamo che mi ha fatto esporre economicamente per iniziare a comprare un po' di attrezzatura che poi è diventata il resto del mio studio più avanti, per produrre questo LP che poi dopo non è mai uscito e mi ha appeso dopo un tot di tempo di lavoro. Causandomi una forte depressione che poi vabbè è diventata una spasmodica via autolesionista dalla quale però fortunatamente adesso mi sono distaccato ampiamente. In quel momento pensai che dovevo dire a me stesso e alle persone che in quel momento mi sentivano che nonostante le avversità che ti potevano capitare, nonostante pure tutti i cazzi in culo e le delusioni che potevi avere, dovevi cercare dentro di te il tuo odore come a dire chi sei, per non perderti e non far perdere quello che è la tua ragion d'essere nel momento che tutto intorno ti vorrebbe balestrato, oppure ti vuole far scendere le tue capate, o comunque ti vuole menare fuori da quello che comunque è la tua via. E quindi nacque questa cosa che a puzzare Saitella non si leva. La Saitella in napoletano significa la fogna, però concettualmente la Saitella è la parte più oscura di te stesso, dalla quale comunque trai un certo genere di stimolo per uscire dalla Saitella, come le Ninja Turtles. È un testo che all'inizio scrissi, poi per un periodo ho lasciato là e poi decisi di riprenderlo quando ci fu l'incontro con Francesco Villani, che è un altro terzo della Sit Comedy, che mi diede un tot di sample di CD dove lui suonava pianoforti e cose. Li ho ricampionati, ritagliati, messi su un beat. L'armonia di quella strumentale che ne venì fuori automaticamente mi fece tutto qua dietro e disse Enzo vai a prendere la Saitella, e nacque il primo pezzo della Sit Comedy. Sit Comedy avrà sempre il suo lato oscuro, cioè un tema di Star Wars, tutto rivisitato, tutto rivisto o non visto, non passato per magari per tutte quelle belle produzioni lucassiane che incassano e che noi tanto però sta là. Diciamo la rivisitazione dello Star Wars secondo i nostri occhi e la nostra camera da presa della testa. Esatto, come lui ha fatto vincere praticamente nell'ultimo il lato oscuro, noi declamiamo la vittoria del lato oscuro, finalmente avete vinto, abbiamo quindi vinto perché noi siamo i Sith. Però dato che noi siamo i Sith e siamo nell'ombra, in realtà non si sa se abbiamo vinto o abbiamo pareggiato in fondo, nella realtà delle cose. L'importante non è vincere, ma è case chiaro. Comunque abbiamo vinto. Salutiamo Chiat, grande onore e grande piacere. Tutto è come se il pianoforte fosse uno degli MC, cioè, e ha la sua strofa e dice la sua, e quindi il pianoforte ha quasi questo ruolo di prendere la parola cioè, da andare dalla Saitella e però andare nel lato a New Hope, già va sulla nuova speranza. La puzza della Saitella non se leva. A quello come freva, sa lleva. Levatemi in mano una coppa pazziella. Sto parlando a mostro per chi sa patanantella. Che solo che la canza fanza sapa. La Saitella non se leva, a quello come freva, sa lleva. Levatemi in mano una coppa pazziella. Ti sto parlando a mostro per chi sa patanantella. Che solo che la canza fanza sapa. Il nostro viaggio nell'universo del rap napoletano prosegue e ci spostiamo a Nola, in una giornata molto particolare, quella dei Gigli.
incontriamo Paura. Ho iniziato circa 89-90, mi ricordo che ero proprio piccolo, 12-13 anni, e mi sintonizzavo con la mia radiolina sulle frequenze della radio della NATO, della stazione NATO, dove trasmettevano anche musica hip hop. Era impossibile trovare nel mio piccolo paesino prodotti hip hop, quindi magari appena avevo la possibilità che qualche mio cugino più grande andava a Napoli, io cercavo nei negozietti di dischi qualche prodotto che venisse da oltreoceano, insomma mi sono comprato i primi dei Public Enemy, dei De La Soul. Cerco comunque di raccontare me in prima persona e in modo vero più che crearmi un personaggio, insomma. Molto spesso capita che i rapper tendono comunque a crearsi un personaggio costruito e quindi uno dovrebbe, per fare questo genere, deve essere forte delle proprie radici musicali, delle proprie radici culturali e poi dopo trasformarle e canalizzarle in questo mezzo di espressione che è la musica hip hop, dove magari la cosa più bella sarebbe riuscire a trovare dei sample belli proprio nella tradizione nostra partenopea, come capita, e comunque riuscirli a trasformare in qualcosa di strettamente hip hop, strettamente attuale. Comprate le sedie da Forino, o no? Perché noi l'ha messi già. Quando parlo con degli amici miei che comunque fanno differentemente da me, fanno rap in napoletano, loro mi dicono io penso in napoletano quindi faccio il rap in napoletano, a me invece capita di pensare in italiano e quindi mi riesce più naturale in questo modo. Diciamo che è stata più che una scelta, è stata proprio un'attitudine, una predisposizione a farlo in questo determinato modo. Ah, Napoli. Quante cose si potrebbero dire su Napoli. Una città dove tutto ed il contrario di tutto convivono in un equilibrio innaturale, unico. Una città dalle mille contraddizioni. Ed è proprio per questo che tutt'oggi molti ragazzi sono costretti ad andare via, ognuno in cerca del proprio destino. Ma Napoli ti rimane dentro, ovunque tu vada. Così come rimane indelebile e ben visibile agli occhi di tutti il marchio che Partenope ti lascia addosso. Grandsta MSV. Il mio primo approccio con questa cultura è arrivato fondamentalmente grazie al fatto che mio padre lavorava, pace all'anima sua, comunque ha lavorato molti anni nella base americana e quindi mio fratello maggiorenne cominciò a fare il Sea Cadet, il cadetto di mare nella base di Capodichino. Cominciò a fare amicizia con molti ragazzi che sbarcavano dall'America e portavano le prime cassettine mixtape con i primi suoni degli anni '80. Poi la cassettina dell'album mitico di Malcolm McLaren con Buffalo Girls, Wolf Famous Supreme Team. Non sapevo nomi, non sapevo niente, cominciavo a recepire chiaramente dei codici. Capivamo ben poco di questa cosa, però era molto bello e affascinante. Il paradosso che si è venuto a creare, e comunque è divertente approfondire, il fatto che comunque un ente di guerra come può essere la base NATO mi ha portato a conoscere una cultura così profonda dal punto di vista dei valori e mi ha trasmesso quindi l'unità, la pace, la fratellanza, la tolleranza. Questo cerchio qua, questo chioschetto della Villa Floridiana era uno dei posti dove si creava il cerchio dei breakers, si mettevano a caldo quanti a cerchio, lo sterietto, poggiati in un punto e si facevano le loro sfide, le loro battles. Se sei di questa città, volente o nolente ti trovi a enfatizzare fortemente il fatto di essere napoletano e di appartenere a questa realtà. Questa cosa riesce già a dare un tono di personalità all'artista napoletano. Sicuramente la napoletanità fa parte di me, ma come di tutti i rappers napoletani. Ci sono troppi artisti, ma non esistono elementi in cui l'artista poi possa avere un modo per sfogarsi e per far venire fuori la propria arte. Dopo un poco che mi ero trasferito a Milano, cercavo degli elementi che in qualche modo mi facessero sentire a casa, difficilmente li trovavo, anzi proprio il primo approccio alla città di Milano è stato abbastanza negativo per me e la mia ragazza, perché dove andavi, io e tutti quanti, quando sapevano che eri napoletano cominciavano, cioè ah sì la casa è bella, tipo dovevi cercare casa, poi ah di Napoli, ah vabbè sentiamoci nei prossimi giorni, e quindi sta cosa un po' fastidiosa e se non altro ha segnato molto, e quindi proprio in questo brano Cos'è funky, cioè alla fine un po' ispirato da James Brown, pace all'anima sua,
e nel funky, no? E nel funky, cos'è funky? Cos'è funky? Cos'è funky? Funky è sicuramente positività, è bellezza, è energia positiva, è muoversi e trovare comunque sempre degli stimoli che ti facciano vivere e vivere bene. Quindi in questo brano dico, tra l'altro da parentesi, è un luogo che sto a Milano, mamma come manco mara, stufa anche solo, scarfa magari. Ed ecco Gransta, in un bar di Milano, mentre divide la console con Frankie B, altro talento napoletano emigrato al nord, insieme all'NC del suo gruppo, l'LMD. Insieme formano i Nevrotype. In terra nordista noi brindiamo a napolismo in trasferta, è una mano. Fate mole, a pola, primo tritone, che le case gente che loft, non so che case danno loft. Troppi bocconcini, troppi bucchinare, troppi... Basta. Nevrotype è un composto, chiamiamolo così, di due concetti e due parole, che è appunto quello di prototipo nevrotico. Questo perché diciamo sia lui che io siamo comunque cresciuti, al di là del discorso rap, siamo cresciuti con il discorso house, hip house della fine anni 80, inizio anni 90. Nel 1999, quando stavo finendo le basi del primo album, io volevo un rapper, un MC che rappasse su questo pezzo a 180 bpm. Faccia e faccia, rombo quadranacci, rugliacci, si me ne esca coppa che sta in faccia chiò pagliacci, perché si può la maraviglio, saccia buono e porta rispetto pure alla famiglia, ma che dir do rap non scappa, non sono fui con meno coniglia, stammi da massa sentì, rappa da andanno faccia, da chi sti panna sempre, insieme a Giovanni Mussolini, mo saccia creo su dingo slang, e non si mantenga, fra, sono la prova, l'evidenza, io non faccio la scienza, ma faccio la differenza che mi fa concorrenza, sta massa sentì che avanza, fra, coppa che sta, via libertà, rap sempre postire la quarta attraverso i portici, sempre drice che palla, chi ne cazzi un coppo English wing, che stai sprint, fra, sta massa sentì, rap sempre con Giovanni Mussolini con 3 coppano free, portici rispetto, 7 spigaletti, prima c'ho spile e poi c'ho metta, chi sta marchi di do rap, fra, Nevrotype, Rap White, ti faccio venire come Barry White. Mi piaceva scegliere un MC che per noi del settore era assolutamente una carta conosciuta, ma per diciamo i neofiti della scena poteva sembrare un nome nuovo. E poi perché l'MD ha uno stile assolutamente unico e particolare di fare rap. Ah, si posto, fra, basta vesta, andiamoci, tutto a posto, fra, andiamoci, fra, tutti i compagni mi appariamo. Io come sai nei cancelli, io come sono bella, fra, senza parustire andai 7 euro, sta macchina di rap, sì. Io esattamente non ricordo il momento in cui ho iniziato, nel senso che credo che sia stata una cosa molto così spontanea, però sicuramente ascoltando quello che girava nelle radio in fine anni 80, diciamo, inizio anni 90, che mi piaceva questo fatto di sentire queste persone che parlavano in questo modo così veloce e sul ritmo. Li rappresenta, non Sempre lo stile a quattro, fra, sempre, lo sling. Per esempio qui in questo bello studio che vedete in cui mi trovo, questa voi dovete sapere che questa qua innanzitutto non è che fa parte delle mie produzioni, di quello che faccio, ma bensì sono degli amici che mi hanno dato l'opportunità di poter registrare qui perché con loro collaboro come autore di canzoni, di testi neomelodici, che a Napoli sono... Io devo dire la verità, sono fortunato perché penso che riuscire a guadagnare su 150-200 euro a pezzo qui a Napoli non è semplice, non è facile. Io non mi sento parte di questa realtà, però comunque per mie esigenze economiche e anche di pubbliche relazioni mi ci trovo a collaborare e sinceramente non me ne faccio di questi problemi. Stai facendo, Mariano? Ciao, no, Mariano sta facendo. Dice la rilla, sta facendo. Lui la sta facendo. Isso fa una ca, capito? Proprio buono, fra, che se fa una ca, da 4 attraverso i portici, fra, per fare il pezzo, tutta la gente che ha scudato, che marchi di rap, l'arte. Un giorno praticamente io e l'MD parlavamo appunto di queste esperienze delle discoteche
e dei modi di vivere la discoteca, il club, soprattutto a Napoli, sia per esperienze dirette nostre che per esperienze di persone che ci sono molto vicine, per cui praticamente, siccome è molto facile andare fuori di testa oppure vedere persone che esagerano prendendo droghe, mangiando chimica, pasticche, noi decidemmo, ma perché non facciamo un pezzo che parla di ste cose? A Napoli succede così, e è venuto fuori questo pezzo che si chiama Fanacà. Fisciarmi insieme, Villa One, porti circolante. Più veloce, va. O faccia bola, annazza a bola, pigliamo una esca, ma che io doretto, fra, piglia buono, piglia non piace, siamo come questo quando piglia buona rap, fra, tutto a posto, fra, chiamo un cena a ballare, non da calare, ma lì quando si parte si fa, più capata che marata in capo, messaggio di già ne siamo tutto frate, chi ne sabato va, fila braccia e sorriso, mano a mano viene meno mendis, a buona mezza, 1,5, noi 3 dance, quando piezza, balla, panza da vacanza, ma che senza, fratellanza, whisky, coca, danza, sotto lenta tanta, sta nascondo un spalla, chi si muove, chi sta ferma, chi si sta ingagliando, mentre parli che sta palla, l'indrasata sente un dolo cala, ne dove ciamalla, Fanacà, ascimento locale, viene in cielo, ma cazzo, Fanacà, ascimento locale, viene in cielo, ma cazzo, Fanacà, ascimento locale, viene in cielo, ma cazzo, Fanacà, tutte venerdì, tutte sabate e domenica, senza mettere mai qualcosa in stomaco, quando accusare la stare si va all'after, sono meglio colombini che sta là su chiudi c'è, the pill, si love, frate non voglio vacca, voglio solo che la bon, the pill, si love, o sai non mi ricordo un locale, ma chi son, frate mo, ma non può fare l'ipocrita, ma si tacca la sembra che va non nascita, e c'è sto rischio pure che diventa femmina, perché passi con 2 cervello muscia cellula, all'anima, e quando loro sono cagnate per vivere pinnela, paradiso artificiale come moriavala, casa porta dall'inferno che tentacala, wey, Fanacà, ascimento locale, vieni in cielo, ma cazzo, 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 che ste putte ci fa, e putte ci rispetta. Lo burdello a giù. Allora, KK, Villaricca, Napoli. Ognuno di questi ragazzi ha qualcosa da raccontare. I KK a Villaricca, MC Chicca a Somma Vesuviana, i Sistemani a Castellammare di Stabia. Colore chiaro, gusto pulito, o vinegragna. E l'elenco continuerebbe, con Grega, Funky Pusher, Ganja Farm, troppi nomi da ricordare, e sono sicuro che alla fine dimentico qualcuno. Dimenticare di me. Vai, per primo piano. Questo ci porta in America. Quando vogliamo noi in America, proprio ok? Alright. Dove sei? Il rap napoletano non è circoscritto alla sola città di Napoli. Raccoglie tra le sue fila artisti provenienti da tutta la Campania che cantano principalmente nel dialetto di questa terra. Una lingua antica, un vocabolario ricchissimo di termini, ricco di tradizione e di saggezza popolare. È d'obbligo quindi una tappa a Salerno, dove incontriamo Morfuco, Tonico 70 e Di Paranza Vibes. Questa è una frase del signore che c'è qui a fianco a me. I cettri brigante non ne partono tanto, ho sempre passato una caravana. La mia musica ispiratrice, Ed è la filosofia di confucianesimo che è. Sono tutte metafore, come parliamo un linguaggio nostro, che parliamo un po' a metafore, facciamo intendere le cose in maniera più dolce, volendo, no? E in effetti in tu dici che mette un po' tutti gli insegnamenti, un po' tutte queste cose che il modo di parlare, metaforicamente anche, soprattutto metaforicamente. Questa è un po' la realtà del trasportare anche quello che teniamo attraverso la musica, pure per far rimanere qualcosa della nostra cultura,
dei nostri detti, delle nostre, pure perché sono queste voci che si tramandano, non è mai state scritte né in un libro, no? Come un po' la Bibbia, all'inizio non era scritto nessuno, si passava la parola. E così noi con questi detti e queste cose, pure per lasciare qualche cosa, no? Io soprattutto cerco di puntare, di far rimanere qualche cosa di quello che c'è stato e che poi è lezione anche per il futuro, per qualsiasi cosa avvenire, perché ci stanno frasi che poi rimarranno sempre, come che ne posso dire? Cioè, i proverbi fanno la storia del mondo, bravo. Non c'è niente da fare. Questo è un altro proverbio, i proverbi fanno la storia del mondo. Come È a base per qualsiasi generazione, pensi, no? Questo è quello che penso e che esprimo nei pezzi. Infatti il titolo del CD che ci fa si chiama Una manetta, no? Che è un estratto di una frase... Come? Le manette non treme tronano. I tronali tuono, no? Allora le manette che si pulitari, un po' fai i truoni, non devi stare paura perché si pulitari. Allora c'è le manette non treme tronano. Che se in dialetto tronano che significa truone. Quando io stavo fuori, stavo buono, ho trovato una guagliona australiana, a fatica tenevo, guadagnavo belli soldi, no? Non è che ero ricco, però potevo vivere. Poi quando c'è un sangue che ti chiama è difficile ad abbandonarlo, specialmente quando ti chiama proprio, no? Si faceva 2-3 canzoni, non faceva pigliare proprio un picci. Che chi mi chiamava proprio per telefono, mi cantavi in canzone napolitana per mi fare... per mi pongere, no? Per mi fare tornare. E ci faceva le canzoni di chi era? Non mi ricordo che la cantava sempre. Ma un bello repertorio. Sapevo di aver lasciato qualcosa di più importante poi in effetti, perché tenevo comunque una persona che sperava in me, perché comunque essere rimasto solo mio padre poi nel lavoro, no? Stanno ripigliando la telefonata. Tutto a posto? Sono là sì il pacchetto, Che dici? sono bello la show, ma la verità proprio. No, che c'è? Sì, è arrivato. Questo è troppo che ci pagato, perché sente sta musica, perché si caspita di guaglione tutto strano. Poi tengo pure 60 anni, permette che pega diversamente. Certo. Allora ci ti Mario, vuoi male, ma no, buoni guaglione tu. Ma sempre napolitano se lo facevi. Il rap già lo intendevo come una forma di sfogo, una forma di protesta, una forma di dire il proprio pensiero, specialmente quando ce n'è bisogno, no? Perché secondo me ne teniamo molto più bisogno di molte altre parti d'Italia. Canta tutti i giorni solamente per napolismo, zero stress, no terrorismo, la musica che unisce tutta la gente, tutte le razze, musica sincera, con la musica e razze. No, tieni presente che i primi tempi che sentivo questa musica mi aveva l'impressione che stavo fondanata che stai cagnando i tubi in un bagno, bungo, ma tu caspita, no, che sia la musica di oggi, che sia la musica di oggi. Cose per me è araba, non è che... È un genere della musica. È un genere dell'amore, purtroppo si prende il tuo cappello su, c'è storto a te, voglio, che sia la verità. E siamo liberi da nessuno ci va a fermare, diceva non ce n'è Luca, a Luca me non ci fermava mai, diceva non ce n'è Luca, a Luca me ci fermava mai. Che la gata pozzerà, tostoranno qua, che la gata pozzerà, tostoranno qua, che la gata pozzerà, tostoranno qua, che la gata pozzerà, tostoranno qua. La verità è questa, la verità è che ho incontrato lui. Allora, la verità è che ho incontrato lui, cioè lui ha incontrato me e io ho incontrato lui, giustamente, non è che... Ricimisse un boss di Salerno, Pezzarile non vale, però è lui che mi ha dato una mano ad esprimermi, a fare rap, abbiamo cresciuto insieme. Poi abbiamo conosciuto loro per la strada. Ricimisse è nata un'armonia senza nessuna pretesa. La cosa bella è che niente voleva niente da nessuno, impostato, cioè non c'è stato interesse in niente, e questa è proprio l'amicizia, no? Una cosa fondamentale per fare musica insieme. L'amico di sta vecchia si tiene a capo per sparti il recchio, in sta stanza, china e specchio, per mi fuga in zica, ma ogni tanto mi taglia la recchia, per la forbicetta, per la forbice, tonica sì tanto, che stai, tonica sì tanto, che stai, che lei. Sono più forti, in mezzo concentrato, prima se mi concentro, un faccio fuori, un caccia là fuori, un cuccio. Come faccio contro a me, no? Sarà preparata la casa e c'hai il coso, è fatta a briga, sembra così. Pure belle, tutto. Guarda là quando è bella San Michele Arcangelo.
Questi hanno bisogno di fede, la gente non avresti cose. Aspetta, vedi pure questo. Aspetta. Lo vuoi uccidere, che vuoi? E che bella compagnia si è fatta che stasera, mo stiamo tutti assieme e non ce la stiamo più. E mo che noi volimmo e che la volimmo fa, e sta sempre più unita rinda che sta città, e tutto quanto è così, nessuno vuole fornire, e mo che ne cominciamo, non ci fermiamo più. Io tenevo una saletta a Ponte Cagnano. E diciamo che provavamo là, cioè ci vedevamo là per i pizzi, per i live, cose. E comunque per il video presidente sono di Ponte Cagnano, comunque ci passavano a trovare, pazzina voto, pazzina. A Forni, oltre a lavorare, diciamo, materialmente con l'impegno di 8 ore al giorno della fabbrica, ci sta pure il nostro studio, lo studio di Angelo degli Effetto Serra. Qui è il posto dove lavoriamo, dove creiamo la nostra musica. E poi alle nostre spalle c'è anche il posto dove lavoriamo per guadagnare una cosa di soldi e per portare avanti il progetto che noi portiamo avanti da più di 10 anni. Eccola là. Cioè, magari abbiamo, in un certo senso fortunatamente, il punto di sfogo proprio di fronte al lavoro. Cioè, se mi incazziamo, sfogo qua. In effetti, se mi incazziamo, sfoga che sta da parte. È tutta una linea d'aria su 50 metri, quindi è anche questo il fattore positivo. E quando comunque ci incontriamo parliamo di cosa fare, È poco interessante il lavoro. Cioè, cioè, quando ci vediamo là dinna, ma parla. Devono Vabbè, non stiamo parlando. Boom, pure le cose. E come ben vedete qua si cresce così. Si cresce così, con le botte, il pallone e così va. Questo è mio padre. Famiglia di 13 figli, tutto quanto è cresciuto in un mercato. 7 maschi e 6 figli. E dopo quello, come proprio tutti i padri di nostri, che si morivano di fame. Se voglio un brano borso di fame, ma io ti lascio a te mamma a me. Perché mi dite da mondo, perché sennò che si fotte tutta la mezza magnotta di fame. Allora trovo un borso in coppa pulito, perché fai pulita e si fotte più pa. Ah, volesse parlare e non posso parlare. Perché dice tanta cosa. Basta che state lontano dalla droga, sta proprio lontano. Perché tu puoi pure accedere, però tu tieni un compito ben preciso, facci questo tipo di discorso. C'è un compito tuo, che tu accedi tu, ne accedi i genitori tu. E allora tu ti comporta buono, pure si soffre che ti comporta buono, ma ti comporta buono, perché significa che danneggia, cioè non può bene né a mamma né a padre, se non può bene né a mamma né a padre, vuol dire che è finito il mondo, perché i genitori sono la cosa più cara che esiste al mondo. Ed è importante assai a farli tranquillizzare, a fargli sta buono. Perciò questa musica allora è bella proprio perché quello tu distrae o aiuta. E non ci fa prestare la droga, perché il problema nostro è la droga è una cosa da droga. Se si riuscisse a sconfiggere la droga, il mondo fosse libero di tanta cosa. Poi io vado a faticare un po'. Arrivederci. This is Jeannie Hopper for Art Radio WPS1, PS1 Contemporary Art Center's official radio station. We are here in New York City in the Clock Tower Studios, welcoming Alberto Polo. Thank you very much, Jeannie. And the exciting thing is I've got Napolism Volume 2 in my hand. Yeah! Yes. A fresh collection of Napolitan rap, covering the freshness and the underground perspective of MCs and culture right out of Napoli.